isolamento che comunque insomma sappiamo che è funzionale al recupero di uno stato di salute collettivo e quindi collettivo, personale, familiare. Per cui questa ragione ci deve dare la forza giusta per poter veramente resistere. È un messaggio che arriva dal cuore, quello che il prefetto di Belluno rivolge a tutti i cittadini costretti a casa a causa di una necessità di tutela della salute personale e collettiva. A poco più di un mese dall'inizio dell'emergenza coronavirus, la rappresentante del governo sul territorio rassicura i bellunesi. Abbiamo a disposizione tutti i servizi e quello che ci occorre per condurre comunque una qualità della vita assolutamente dignitosa, per cui ritengo che insomma possiamo tranquillamente farcela, ecco. Da Palazzo dei Rettori si susseguono le riunioni in videoconferenza con i sindaci e con le forze dell'ordine per l'organizzazione delle attività necessarie e il monitoraggio dell'ottemperanza delle ordinanze che impongono a tutti di restare in casa e di limitare gli spostamenti. Il prefetto è però intervenuto con una direttiva per dirimere le questioni sollevate da chi vive in luoghi di montagna isolati, magari senza i servizi primari a portata di mano. È logico che laddove non vi siano gli esercizi commerciali o addirittura le farmacie per poter acquistare beni di prima necessità o farmaci o comunque generi alimentari, è chiaro che il cittadino è autorizzato a recarsi nel posto più vicino, che potrebbe essere proprio anche in un comune limitrofo